Bentornati signore e signori, io sono Franco Nusinas, il canale è Un Sardo sul Continente e siamo di nuovo qui a disquisire di calcistica cagliaritana in questa nostra nuova Serie A che siamo in procinto ormai di mordere sempre più forte in questa seconda giornata di campionato che per noi si è appena conclusa. Allora, prima di tutto un po' di burocrazia. Vi ricordo, se avete piacere, di iscrivervi al canale, di sostenere il progetto con qualche mi piace, con qualche commento. È tutto gratis, non vi costa niente e qui siete tutti ben accetti per sostenere questa nostra fomentistica di calcio chiamata Cagliari Calcio, e anche se non tifate Cagliari siete tutti ben accetti perché qua si parla di passione calcistica in educazione, rispetto di tutti. E se avete piacere abbiamo anche TikTok e Instagram. Detto questo, allora stiamo facendo un po' le formichine, nel senso che è il secondo punto portato a casa in due partite. Quello con la Roma l'ho buttato giù più piacevolmente perché, tolto tutto, era una squadra sicuramente più attrezzata dal punto di vista tecnico della nostra. Quello col Como l'ho buttato giù un pochino più con pesantezza perché di pareggio stiamo parlando. Da un certo punto di vista sono soddisfatto perché non più tardi di un paio di settimane fa, contro la formazione di Fabregas, avevamo preso tre scoppoloni in faccia, però considerando che comunque era ancora un amichevole precampionato e il lavoro di preparazione, anche l'arrivo di alcuni giocatori era ancora in corso, era ancora più o meno giustificabile. Lo scontro diretto col Como adesso, che comunque è a tutti gli effetti già uno scontro salvezza, perché alla fine ce la giocheremo con l'Epoca e altre squadre per sopravvivere a quest'altro nuovo anno in Serie A, è effettivamente un punto d'oro da una parte, però anche un punto di rammarico perché secondo me i mezzi per spuntarla definitivamente l'avremmo avuta. Anche se con estrema onestà devo riconoscere che c'è stato molto equilibrio in campo, quindi forse più di così non potevamo fare. Come ci siamo presentati contro il Como? Con il nostro solito ormai 3-5-2, quindi Scuffetti in porta, Zappa, Luperto e finalmente, signori, Yerry Mina. Quindi a tutti gli effetti questa è quella difesa a tre titolare che io vi stavo fomentando da un po' alla fine. Mina centrale con Luperto e Zappa braccini corti di questa difesa a tre, con poi le parti esterne, le ali del centrocampo, Azzi e Augello sempre pronti a indietreggiare in caso di necessità, Prati di interdizione e poi un pochino più avanzati Deiola e Marin da fare poi da collante con il nostro settore d'attacco giovane, veloce e incazzoso, costituito dalle due puntone Luvumbo e Piccoli. Quindi questa è a tutti gli effetti la difesa più forte che possiamo sperare. Niente da dire, niente da eccepire. Ed era quella che io aspettavo di vedere da un po'. Quindi, come ci siamo presentati? Ci siamo presentati bene perché abbiamo subito, immediatamente, un primo pallone toccato da Lovumbo che prova nel primo minuto subito a creare un po' di fomento sulla fascia. Niente di fatto, pochissimi minuti dopo, al terzo minuto, brivido. Brivido perché il Como segna. Segna con Belotti, con Cutrone che riesce a fare un bel pallone lanciato in profondità verso Belotti. La posizione di fuorigioco fortunatamente è nettissima, quindi anche se il pallone finisce in porta, niente da fare. Pochi minuti dopo, il Como, che è ancora pericoloso, si affaccia però dalle parti nostre, quindi creando un po' di sgomento all'interno della nostra difesa. Reagiamo bene perché, grazie a Zappa con un bellissimo cross, ci ritroviamo praticamente a mettere a rischio effettivamente quella che è la difesa del Como, con poi una bella deviazione necessaria per evitare il peggio da parte di Iovine, che porta al calcio d'angolo. È un botta e risposta continuo perché pochi minuti dopo, all'11° un bel tiro al volo di Moreno verso la nostra area di rigore, ma Scuffet è bello lucido.
Azzi poi al 12° mi riparte in velocità, ma Braunhauser praticamente lo butta giù di una cattiveria allucinante e quindi questo bellissimo giocatore del Como si prende un giusto giallo, direi anche. Dopodiché, signori, la partita procede serrata con un botta e risposta continuo da parte di tutte e due le squadre. Al 13° è Luvumbo che sfiora inesorabilmente il gol, lanciato come sempre in profondità, sempre sulla destra, si riesce a centrarsi, riesce a saltare il difensore del Como di turno, che in quel momento, se non sbaglio, era Barba, calcia direttamente sul primo palo, fotocopia di un'azione che aveva praticamente fatto anche la scorsa partita contro la Roma, ma anche qua il portiere, comunque il buon vecchio inossidabile Reina, riesce ad essere bello pronto, devia sul palo e salva il Como dal netto 1-0. Sono questi comunque i pericoli che noi dobbiamo portare avanti contro le difese avversarie. Portate pazienza di questo rumore di sottofondo, ma qua è scoppiata l'apocalisse, il cielo ci sta lanciando addosso qualche tonnellata di ettolitri di pioggia. Fatto sta che poi la partita è nettissima dal punto di vista dell'agonismo e arriva il primo giallo anche da parte nostra, con Prati ammonito perché aveva battuto di cattiveria strefezza che stava prendendo un po' di metri. Al 24° cross dalla destra con poi Jovine e Dossena che non riescono a intervenire in copertura verso il nostro piccolo campione di nome Piccoli. Passatemi il gioco di parole, ma ce l'avevo qua fra i denti, devo dirlo. Piccoli prova a coordinarsi di sinistro, la posizione non è difficilissima, però il tiro ne viene fuori brutalmente debole e Reina quindi blocca nuovamente. Arriviamo poi al 32° con Cutrone, quindi di nuovo botta e risposta dall'altro lato con un bel tiro dei limiti dell'area, ma Scuffè riesce in due tempi a parare. C'è più possesso palla sicuramente da parte del Como, però alla fine le occasioni nitide di quest'ultimo sono poche, la nostra difesa e la nostra capacità interdittiva, o meglio il fatto di riportare subito indietro Augello, Azzi e Prati da una parte con poi ben schierata sempre la nostra difesa, porta a lasciare poche strade di azione al Como. Quindi a livello di copertura difensiva funzioniamo bene secondo me. Al 33° ci prova di nuovo il Como con una conclusione molto più pericolosa, questa volta di strafezza. Scuffè però è lucido, vola, sembra l'uomo ragno quando fa così, sembra Superman in decollo, sulla destra e riesce a respingere tutto. Al 34° di nuovo da parte nostra invece Cagliari con Azzi parte, entra in area di rigore, ma il nostro buon Azzi, il nostro Paolo, riesce a calciare solo malamente e la palla finisce fuori. Di nuovo intervento di Piccoli questa volta, che riesce a entrare in area di rigore grazie a un fomento di passaggio, se non sbaglio, di Marini in quel contesto, ma Dossena, che nonostante non abbia giocato contro Piccoli o insieme a lui perché è arrivato uno e è andato l'altro, comunque conosce bene i movimenti di azione del Cagliari, quindi è pronto e riesce a fermarlo. Mi fa piangere il cuore vedere Dossena che ci priva del gol, non sapete quando. Però al 39° ancora abbiamo la nostra arma più pericolosa, sono i nostri cross, signori, perché Luvumbo, che stava ovviamente bruciando come sempre tutti coloro che lo provavano ad opporre nella difesa del Como, fa un bel cross e costringe Reina, quando subisce poi una deviazione del pallone da parte di Braunhauser, a uscire fuori malamente. L'intervento non è facile, ma fortunatamente per il Como e sfortunatamente per noi la palla riesce nelle mani del portiere. Al 41° poi la partita si fa sempre più agonistica, sempre più pericolosa. Moreno stende giù Azzi, viene ammonito nuovamente, protesta molto duramente contro l'arbitro e qui rischia parecchio, anzi non poco, perché era un attimo che ci fosse l'espulsione. Finalmente al 44° sblocchiamo la partita grazie a un gol del nostro Piccoli. Bellissima azione con inserimento di Luperto che arriva trottando dritto verso l'area di rigore, offre una bella sponda di testa quindi a Piccoli, che riesce a anticipare sia Barba che il portiere Reina, che era uscito, bisogna riconoscerlo, anche un po' malamente, forse un leggero ritardo a livello di riflessi, comunque ci può stare, comincia ad avere anche i suoi anni anche Reina, meglio per noi sinceramente, quindi Piccoli riesce ad appoggiare tranquillamente in porta e facciamo un bel gol.
Ora, questi inserimenti di Ruperto, che già aveva portato anche in altre partite da quando è arrivato, sono secondo me un'ottima arma dal punto di vista offensivo, perché se abbiamo perso qualcosa da quando è andato via Dossena dal punto di vista della realizzazione sui calci piazzati, soprattutto sui calci d'angolo, perché Dossena molto spesso su quelle palle da fermo riusciva a buttarla dentro, abbiamo guadagnato secondo me molto con l'arrivo di Luperto a livello di inserimento offensivo, perché ogni tanto ha queste pensate, questo trottaggio anche bello vispo, bello veloce, e poi comunque anche senza perdere palla, perché può essere anche pericoloso in quel senso, perché scopri comunque un difensore che si porta in avanti, se però perdi il pallone ti ritrovi a dover indietreggiare di colpo per compensare la mancanza. Invece Luperto riesce sempre ad arrivare dove vuole e a fornire poi quasi sempre ottimi palloni all'attaccante, la punta, l'ala di turno che vuole servire. Quindi ottimo, 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 davvero un bell'acquisto. Al 45esimo, un minuto dopo, quindi, siamo noi a rischiare qualcosa di più perché Scuffet a pareggiare l'uscita brutta fatta da Reina pochi istanti prima, su un'azione, quindi se non sbaglio, del solito Cutrone di nuovo verso la nostra area di rigore, esce male Scuffet, ma fortunatamente c'è Mina, il buon Jerry Mina, Dio lo benedica, che è nel posto giusto ed evita grossi problemi alla nostra porta. Ancora un minuto, siamo in pieno recupero, Azzi si accentra, di nuovo riprova un'azione praticamente fotocopia di quella di prima, con quella palla tirata molto male, in realtà molto debole, poco accentrata dell'azione precedente. Questa volta si accentra, il calcio è migliore col mancino, ma Reina riesce a bloccare. Arriviamo al 48esimo con le squadre che entrano finalmente nello spogliatoio con una partita molto equilibrata, con il Como che ha provato effettivamente a romperci le uova nel paniere più di una volta tramite un possesso palla indiscutibilmente maggiore, però con noi che riusciamo a chiuderci bene in difesa, a controllare questo strapotere, diciamo, di passaggistica del Como superiore al nostro indiscutibilmente, però sono le fiammate, sono le azioni di colpo, i contropiedi, le pensate dei singoli che ci danno sicuramente una maggiore pericolosità, soprattutto grazie a Dazzi e Luvumbo. Resta il fatto che l'azione decisiva viene comunque da Luperto, da un difensore, quindi anche su questo c'è da ragionare qualcosina, perché alla fine dei conti lo sblocco della partita, la palla decisiva per il nostro attaccante arriva da Luperto e non da quel fornitissimo centrocampo che abbiamo a disposizione. Sono contento per Piccoli che finalmente timbra il primo cartellino all'interno di questa Serie A con la nostra maglia del Cagliari ed è qualcosa è sempre qualcosa di importante, è sempre qualcosa che cambia comunque l'inerzia della carriera di un giocatore quando si approccia in una nuova squadra. Si riparte poi con il secondo tempo, con noi che restiamo invariati, qualche piccolo cambio all'interno del Como. Cutrone in 49esimo si vede che Fabregas le gliene dette di tutti i colori, quindi partono incazzatissimi. Cutrone lanciato in profondità sulla fascia destra riesce a mettere in mezzo un pallone molto insidioso. Fortunatamente Mina, sostenuto da retrocessione praticamente velocissima di Marine, che era andata a subentrare a dare una mano in difesa in quel momento, riescono ad allontanare il pallone con qualche problema, devo essere sincero, noi siamo entrati meno lucidi del Como nel secondo tempo, ma l'allontaniamo. Però l'aria non è buona, perché quando già subisci appena entrati in campo un'azione del genere vuol dire che abbiamo calato leggermente di tensione e non va bene. 51esimo, Perrone, esordiente in Serie A del Como. Una bella intelligente imbucata, un bel lancio per Mazzitelli. L'ex Frosinone fortunatamente arriva da solo in area, ma non riesce a coordinarsi in tempo, perché altrimenti anche questo era molto pericoloso come tiro. Ma poco male per il Como, malissimo per noi, perché al 53esimo Cutrone, dopo averci provato di testa, di tacco, di ginocchio, di tutto praticamente, alla fine riesce a segnare contro di noi. E purtroppo la cosa che ti fa girare davvero tutto quello che puoi, io qui due bestemmioni sul divano con mia moglie li ho tirati, è proprio da Dossena che arriva praticamente che arriva il fomento per questo gol, ovvero Dossena che su palla piazzata salta più in alto di tutti quanti, riesce ad appoggiare automaticamente in direzione di Cutrone,
che arriva praticamente in spaccata appoggiando questo pallone difficile, ma non troppo per un attaccante come lui, nella nostra porta. Niente da fare, abbastanza incolpevoli in quel senso, anche se qualcosina di più, sapendo quanto Dossena può essere pericoloso in elevazione, io l'avrei fatto. Detto questo, perdiamo quindi l'inerzia della partita in questo momento e siamo in pieno pareggio. Fabregas prova a cambiare un pochino di inerzia in centro e davanti, esce Belotti, entra Da Cunha, entrano Cerri e Nico Paz. Da noi facciamo entrare al posto di un Prati decisamente stanco, l'ho visto, per a dopo. Proviamo a riprendere un po' di inerzia con al 60° un cross dalla destra con De Jong che prova a far arrivare finalmente il pallone a Piccoli, prova anche lui una spaccata in volo, Reina però questa volta esce coraggioso e preciso come sempre fatto nella sua carriera e blocca il pallone. Sempre a dopo, 66°, raccoglie per una respinta dalla difesa del Como, prova a calciare al volo, ma anche qui non è sicuramente roba sua quella tipologia di tiro, quindi respinta, deviato e finisce fuori. Entra finalmente, questo lo volevo vedere da un po', sono contento di vederlo già pronto per entrare in campo. Al 67° entra Palomino, accompagnato poi dalla Padula, che sostituiscono rispettivamente Mina e Luvumbo. Ora, quando ho visto entrare la Padula, ho pensato che potesse esserci il cambio di rotta, insomma, della partita, perché oggettivamente è un buon modo di utilizzare i nostri campioni un pochino più avanti di età, cioè il fatto di metterli in un momento in cui serve la svolta, serve più carisma che muscolo, che velocità, serve più esperienza, serve più tecnicismo. E ho sperato effettivamente che qualcosa cambiasse, però purtroppo la partita si era un po' arenata. Ci sono botte e risposte da tutte le parti, ma nessuna delle due squadre riesce più a prevalere. Secondo me abbiamo dato tantissimo noi fisicamente in questi primi 70 minuti e il Como ha fatto uguale. È stata una partita davvero combattutissima. Fatto sta che al 78° praticamente siamo noi ad avere una palla gol bellissima. Riusciamo praticamente a creare una bellissima azione, un'azione che porta a un tiro in caduta praticamente diretta dalla Padula. Reina riesce a respingere, c'è di nuovo un rimpallo con lo sbattimento della palla praticamente sul suo giocatore, su Barba, si evita quasi l'autorete perché la palla viene fermata sulla linea. Noi abbiamo pensato di vedere praticamente questa palla direttamente in porta, quando in realtà si è fermata sulla linea. Ci sono molte proteste perché questo retropassaggio viene considerato volontario, quindi le proteste venivano fatte per quello. In realtà forse i presupposti c'erano, però il VAR in questo genere di casi non può intervenire su questa tipologia di cose. Anche qua a me sembra una stupidaggine perché il VAR ce l'abbiamo inserito, dovrebbe poter intervenire su tutto, però fatto sta che così è e nulla è fatto. Ultime sostituzioni con dentro Obert, Pavoletti a posto di Augello e di Piccoli, quindi ci giochiamo ormai tutta la vecchia guardia. 86° Marin prova un bel calcio dalla distanza, ma Reina anche qui sempre in due tempi, sempre incerto, non molto lucido, ma riesce effettivamente a salvare tutto di nuovo. Stessa parte poi con Dossena e Goldaniga Fabregas si gioca l'ultimo cambio, quindi è bellissimo che anche qua abbiamo praticamente soltanto ex che giocano contro di noi e bisogna riconoscere, a me piacciono poco queste cose, però probabilmente anch'io avrei espresso più che altro un silenzio, un disappunto. Non so se gli avrei fischiato, devo essere sincero, però quando esce Dossena oggettivamente ci sono fischi da parte nostra. E capisco la nostra tifoseria perché oggettivamente non pensavo che Dossena sarebbe andato comunque in una squadra che poi è nostra diretta concorrente. E questo mi aveva colpito molto anche a me. Capisco, però non capisco. Va bene così, insomma. Fatto sta che all'89° Scuffet ferma l'ennesima azione di Cerri, vola in aria, cade male. Fatto sta che il portiere fortunatamente nostro non ha fatto azioni che sono state considerate pericolose da rigore, quindi niente rischi per quello.
Ci sono ben 6 minuti di recupero, con il Como che diventa molto pericoloso, con Cutrone che da destra offre a Cerri in area piccola un calcio diretto alla porta a pochissimi passi. Fortunatamente Azzi è in fase di disturbo e fortunatamente tutto questo porta a un nulla di fatto per noi, anche se effettivamente a me a occhio sembrava fuori gioco, però va bene lo stesso. Di nuovo Cerri pericoloso al 93esimo che fortunatamente si mangia l'ennesimo gol. Nico Paz riesce a seminare un palomino ancora, devo essere sincero, molto fuori forma. Un bel tunnel, offre un pallone teso in mezzo, arriva Cerri in scivolata, il pallone lo becca, ma fortunatamente ancora alto. Alla fine arriviamo a un 98, a un 98esimo che porta alla fine di questa partita con il Como di Fabregas che festeggia per aver conquistato il primo punto in Serie A, noi che possiamo essere contenti di vedere Piccoli festeggiare il suo primo gol, un punto portato a casa, ma con un secondo tempo, devo essere sincero, un secondo tempo che io assegnerei quasi completamente al Como. Perché a parte quella bella azione pericolosissima da parte di Lapadula, insomma, il nostro secondo tempo ha portato davvero poco da parte nostra. Quindi a livello di analisi io posso dire che, allora, difensivamente finché c'è stato Mina, finché avevamo Mina, Zappa e finché avevamo Mina, Zappa e Luperto come titolari abbiamo retto molto bene. L'interdizione di Azzi e Augello è buona e anche quella di Prati. Credo che brucino moltissimo a livello di chilometri in fase di interdizione piuttosto che di proposizione, tant'è che confermo il mio dubbio su questa tipologia di modulo dal fatto che effettivamente sono poche le palle che arrivano poi davanti ai nostri attaccanti. Cioè il problema paradossalmente è quello opposto l'anno scorso avevamo un ottimo trequartismo che forniva molte palle in avanti, ma avevamo un attacco molto sterile. Quest'anno abbiamo un attacco più pericoloso con l'innesto di Piccoli, che in coppia col Wumbo possono fare davvero il fuoco, ma per il fatto di dover calare indietro molte volte in segno difensivo ci troviamo spesso e volentieri a non avere molto. Nel momento in cui poi ci troviamo a quindi passare molto indietro, Augello e Azzi sono tante volte costretti a tornare indietro per coprire soprattutto gli interventi sulla fascia. La nostra difesa regge bene, però grazie anche all'apporto del centrocampo che quindi, al contrario dell'anno scorso, non può più fomentare in avanti. Cioè Augello da terzino l'anno scorso con Zappa dall'altro lato e i due centroni che facevano il loro, molto spesso andavano di incursione sull'ara. Invece adesso il lavoro principale che fanno è quello di interdizione, quindi coprono molto bene dietro, però non hanno magari più il chilometro poi nelle gambe per poter effettivamente fornire qualcosa in avanti. Quindi va bene, però c'è sempre uno scompenso da una parte, secondo me. Nota anche un po' dolente, devo essere sincero, quindi anche se difensivamente il voto è sicuramente sufficiente, anche Scuffetta mi è piaciuto molto. A livello di ingresso di Palomino, parliamo ancora questo prima di abbandonare la difesa, non mi è dispiaciuto come è entrato. Ho compreso il fatto di lasciargli solo 20 minuti di partita piuttosto che troppi alti perché fisicamente ancora non c'è tantissimo. È entrato bene, ma non benissimo, cioè l'ho visto lucido, ma comunque non ancora potente di gamba da poter effettivamente reggere. Tant'è che molto spesso abbiamo dovuto quasi raddoppiarlo, vedete tipo Marino indietreggiato molto a volte per dare effettivamente un apporto in più. Quindi bisogna ancora lavorare un po' per Palomino, però ci sta. Non mi è dispiaciuta la tipologia di cattiveria con cui si è presentato, quindi ripeto, a livello difensivo ho pochi dubbi. A livello di centrocampo, quello che fa di interdizione Prati va benissimo, a dopo non mi dispiace quando entra, quindi in quel settore lì non siamo messi male. Noto un po' di appannaggio di quello che dovrebbe essere il settore invece della nostra, del nostro collante, insomma, fra il centrocampo e l'attacco.
Oggi De Jolo l'ho visto molto impalpabile, ma perché alla fine a volte indietreggiamo talmente tanto, non riuscendo neanche poi effettivamente a fare un gran controllo palla, perché ad esempio col Como ha sicuramente vinto lei dal punto di vista statistico in questo senso, e dall'altro lato ti ritrovi quindi con un'impossibilità, a volte vedi girare questi 1 o 2 giocatori che dovrebbe essere il centrocampo un pochino più avanzato, un po' a vuoto, oppure costretti a seguire l'azione indietro, piuttosto che riuscendo a fare grande collante in avanti, tant'è che i nostri attaccanti si ritrovano a dover macinare molti più metri indietreggiando per non perdere contatto con la squadra e, per Luvumbo non è un grosso problema perché ha uno scatto molto bruciante, quindi li recupera in fretta, però anche lì gli fai bruciare molte più energie perché deve fare più campo poi per bruciarsi praticamente la fascia con quel suo settore di iniziativa, come ha fatto un paio di volte oggi, però i palloni che ricevono sono comunque secondo me pochi. Tant'è che l'azione più importante della partita, quella che poi segna effettivamente il cambio, è data da un'avanzata diretta di Luperto che, partendo così dalla difesa, cosa fa? Permette quindi alla squadra di avanzare con lui, con l'uomo in più, riesce a innestare Piccoli che a quel punto riesce a buttarla dentro. Ora, secondo me non è una questione soltanto del fatto che indietreggiamo troppo perché siamo portati a coprire la difesa a 3, è il fatto proprio che ci vuole un po' di rodaggio con questa tipologia di gioco. Io penso che col tempo le nostre due, diciamo, centrocampisti leggermente più avanzati potrebbero prendere un po' il giro a livello di azione, nel senso di fomentaggio di quello che è effettivamente poi il fornire palloni all'attacco. De Jong oggi l'ho visto molto impalpabile, infatti lui non mi sento di dargli una sufficienza oggi, penso un 5 sia più che giusto. Marin mi è piaciuto, anche lui però senza eccessi perché molto spesso è dovuto tornare indietro per cercare di contrastare questo potente giro palla del Como. A livello di attacco Luvumbo e Piccoli ci hanno provato in tutti i modi, quando gli arrivavano dei palloni Zito ha provato ad accentrarsi come fa sempre, ha provato effettivamente a tirare, a fare, a fomentare anche con dei bei cross, gli manca sempre quella botta in più di precisione, c'è niente da fare e il fatto è che alla fine dei conti la giocata di Zito è sempre la stessa, è un po' come se fosse Berardi, non so come dirvelo, permettetemi il paragone. Berardi alla fine segna quasi sempre, quando gioca nel Sassuolo, con la stessa identificazione. Va dritto sulla fascia, si accentra, tiro col piede buono e via. Però la differenza è che quando effettivamente gli riesce quella giocata, segna quasi la metà delle volte. Zito fa sempre la stessa giocata, quindi nonostante tipo Berardi sappiano quasi tutte le squadre che ci giocano contro che fa quell'azione lì, Zito fa la stessa cosa praticamente. Il problema è che non riesce ad avere quella frequenza di gol e quindi alla fine si trova ad aver macinato moltissimi chilometri senza però poi raccogliere molto. Quindi o si lavora, come dicevo a nausea l'anno scorso, di precisione, proprio di puro tiro, cominciamo a aumentare questa skill della precisione del tiro, oppure gli si insegna a passarla a quel mezzo secondo prima o a dribblare quel mezzo giocatore in più lucidamente in modo tale da avere una porta libera poi davanti. Però sono sempre le solite cose alla fine, cioè non è cambiato molto in quel senso rispetto allo Zito dell'anno scorso. Finché c'è e finché mi crea questa velocità in attacco, questo collante fra centrocampo e porta avversaria, mi va benissimo lo stesso. Piccoli finalmente si sblocca in Serie A, anche se già aveva fatto comunque nel precampionato. Fatto sta che mi piace molto questo ragazzo, niente da dire. Ci prova in tutti i modi possibili, di piede, di testa, è sempre a inseguire l'azione, pesca cross da ovunque gli arrivino, è sempre lucido sui passaggi, riesce quasi sempre a fregare la difesa avversaria. Oggi aveva contro una vecchia volpe come Dossena, che comunque conosce bene il nostro modo di giocare, però fatto sta che è veramente un bel giocatore, quindi centrocampo gli darei una sufficienza un pochino con un 6 meno, diciamo. L'attacco io un 7 meno glielo do perché comunque mi è piaciuto come hanno giocato tutte e due. La Padula quando è entrato, devo essere sincero, mi è piaciuto anche lui. Mi piange il cuore nel vedere che hanno pochissimi minuti nelle gambe lui e Pavoletti, però
quando è entrato, comunque il pallone che gli è arrivato ha provato a buttarlo dentro eroicamente, poi siamo lì, difesa e portiere avversario hanno fatto un po' il loro, quindi niente. Però sul lucidi e sul pezzo, Pavoletti un pochino meno concreto, insomma, ma gli è arrivata anche pochissima roba da giocare oggettivamente e non ha sicuramente i mezzi per andarsi a recuperare palloni chissà dove, facendo grandi falcate di dribblaggio, insomma. Quindi va bene, devo essere sincero, comincio a essere più propenso a pensare, passatemi questo gioco onomatopeutico di parole, che forse dovremmo dare quasi qualche minutino in meno a Pavoletti o alla Padula e giocarci la carta di Mutantua di Kingston, perché oggettivamente a livello fisico stanno diventando sempre meno impattanti. E quando contro di noi abbiamo una squadra che in teoria dovrebbe essere una nostra pari avversaria, come il Como, ma facciamo tutta questa fatica, perché secondo me comunque è un buon punto questo portato via al Como, un miglioramento rispetto al precampionato dove avevamo perso, ma comunque è stata una partita difficile, facendo molta fatica quindi con le squadre come questo Como di Fabregas che fa molto possesso palla e avendo noi un gioco basato molto sulle fiammate, quindi sui lanci lunghi, sui cross, sulle incursioni nella fascia per poi lanciare verso la punta di turno con un cross o con un passaggio rasoterra verso il centro dell'area, giocare di velocità è utile e ovviamente Mutantua ha più fisico, più velocità per età, ovviamente, rispetto a la Padula o Pavoletti. Quindi loro me li giocherei in delle partite diverse, in delle partite dove abbiamo la possibilità di fare un possesso palla più equilibrato. In una contro squadre così con palla a terra come il Como, secondo me sono poco utili, tant'è che hanno concluso molto poco. Però è un'opinione personale, ovviamente. Nota finale, come sempre in questi casi di società a due righe buonista vengono fuori tutte quelle disquisizioni su quello che è il fatto di aver fischiato malamente contro Dossena quando è uscito poi nel secondo tempo e tutte quelle cose lì. Allora, finché è tifo, il tifo calcistico, ma in realtà il tifo sportivo, non di tutti gli sport, ma di certi sport, prevede inevitabilmente, oltre che il grande festeggiamento, anche lo sfottò dall'altro lato. Soprattutto quando poi ti trovi a giocare contro, per di più in una rivale diretta nella tua fascia di campionato, con un giocatore alla quale ti eri affezionato e che ti aveva fatto comunque grossa differenza l'anno scorso per la quantità anche di gol, nonostante il ruolo di difesa che avesse, che ha portato a casa, è inevitabile che oltre che il festeggiamento, quando c'è qualcosa di buono, ci sia anche lo sfottò. Non ci ho visto cattiveria, ci ho visto un'amarezza di fondo, che poi è quella che avevo anch'io, nel vedere comunque Dossena che non solo ti fomenta il gol di Cutrone, ma ti blocca anche parecchie comunque azioni, fa il suo lavoro del nostro attacco. E vederlo lì anche a me è dispiaciuto profondamente. Quindi, sebbene non sia mai piacevole, me ne rendo conto dalla parte del giocatore, sono pur sempre dei professionisti e se lo devono aspettare. Quando poi vai a giocare in casa della tua ex squadra, per di più in una squadra che è tendenzialmente rivale diretta della tua vecchia maglia, non puoi aspettarti sicuramente poi baci e abbracci da parte da tutti. Quindi teniamoci sempre nell'educazione e nel rispetto, perché comunque sono professionisti del calcio, sono professionisti, ho usato questa parola, perché bandiere sono altre cose. Bandiera per quello che mi riguarda, e mi auguro di non essere mai smentito, è Pavoletti, è la Padula, era Mancosu. Dossena è un professionista del calcio, a offerta ricevuta, sicuramente parlando anche con la società, si è accettata quell'offerta. È un modo di affrontare lo sport diverso, ma è comunque un modo che è attinente ai tempi, ai tempi della nostra epoca, insomma, quindi poco male.
bisogna accettarlo e andare avanti. Noi da canto nostro, secondo me, abbiamo sostituito più che degnamente Dossena. Luperto mi piace moltissimo e Palomino, secondo me, quando sarà in forma piena, sarà un'ottima alternativa, non un sostituto, proprio un'alternativa perfetta a livello difensivo. Cosa dire? Abbiamo portato a casa un punto, meglio che niente. Si poteva fare di più. In base a come abbiamo giocato, secondo me oggi no. Siamo ancora in fase di assestamento su questa nuova tipologia di gioco e ho paura che dobbiamo fare delle scelte un po' diverse in attacco. Credo che sia arrivato il momento di togliere qualche minutino in più a Paoletti e alla Padula, che comunque sono entrati dopo, in partita, alla Padula è entrato intorno al 70°. Ecco, piuttosto fare giocare una partita in meno alla Padula e provarci la carta della velocità con Mutandua può essere un buon piano. Però vedremo anche questo, adesso vediamo quando torna Zortea, vediamo come usare Felici. Sono tante le cose che possiamo provare. Per adesso siamo a 2 punti, sono 2 pareggi, meglio di 2 sconfitte, va benissimo. Quindi a questo punto non possiamo che attendere con estremo coraggio la prossima partita, che in questo momento mi sfugge, quindi vado a controllarvela in diretta. Noi adesso giochiamo contro il Lecce sabato, anche qui altra partita importantissima perché siamo di nuovo con quella che a tutti gli effetti è un'altra nostra rivale. Noi per adesso siamo a 2, il Lecce a 0, il Como a 1, il Venezia a 1 e quindi il Verone a 3, sta andando molto bene il Verona, a dire il vero rispetto a, però siamo lì, è ancora prestissimo per vedere, per decidere, per fare qualcosa, per tirare grandi somme. Il Parma e l'Empoli sono a 2 punti più di noi in questo momento, però penso che c'è, e l'Udinese anche, per come ha fatto l'anno scorso, io me la metto fra le papabili avversarie nostre di quel settore di classifica dove inevitabilmente ci andremo a disporre, però anche quella con Lecce è una partita importantissima per vedere un po' che cosa abbiamo o non abbiamo nelle gambe. Quindi signori, detto questo, concludiamo questo nostro video, vi invito se avete piacere a iscrivervi all'interno del nostro canale YouTube, mettere qualche mi piace, qualche commento, ditemi la vostra, idem vale per Instagram e TikTok, io sono Franco Nusinas, il canale è Un Sardo sul Continente, vi ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo alla prossima partita, ciao a tutti, aio!